Tutti, questa sera presento un attimo la serata a nome di tutto quanto il Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà Mogliano. Abbiamo scelto di caratterizzare questa serata su un tema forte come quello dell'immigrazione, appunto perché viviamo in un territorio che ormai da anni è dilaniato da questa xenofobia estrema portata appunto da partiti estremisti, neofascisti e neorazzisti come la Lega Nord. Il nostro territorio appunto culla, oltre che di questa formazione che ormai è una formazione governativa che ha governato per 20 anni nel nostro paese, il nostro territorio anche culla di formazioni quali Forza Nuova a livello giovanile, lotta studentesca, e siamo stati caratterizzati nell'ultimo periodo da forti tensioni e che sono state coperte dalla classe dirigente appunto neofascista e neorazzista nel nostro territorio, violenze che si sono perpetuati a ragazzi dei movimenti democratici, eccetera eccetera. Quindi si voleva un attimo caratterizzare la serata su questo, su un modello alternativo di vedere la società nel nostro territorio. Questo modello alternativo è un modello che prevede l'accoglienza, che vede la diversità non come un problema ma come una risorsa su cui investire e molto. Purtroppo l'errore è stato anche nostro da parte di una sinistra che per 20 anni ha parlato di alternativa senza proporre un'alternativa concreta. Ecco che dunque per noi la candidatura di Pape è un'alternativa concreta che passa dalle parole ai fatti, quindi mettere una persona come lui in un territorio come il nostro significa spaccare, significa passare ad un livello ancora più alto e alzare il livello culturale del nostro dibattito politico. Logicamente sappiamo tutti quanti qual è il nostro spessore elettorale, però noi almeno poniamo i cittadini per la prima volta davanti a una scelta, gli diciamo c'è un altro modo di vedere la società che è rappresentato nella candidatura di Pape, è rappresentato nella candidatura di Maria Teresa Di Risio, è rappresentato nella candidatura di Zan, che con sé portano le istanze di tutti quei target di popolazione che vengono considerati deboli e che in questi anni sono rimasti ai margini della nostra società. Quindi la serata si caratterizzerà appunto su questo, portando le esperienze concrete da parte del nostro consigliere provinciale appunto su questa politica della tutela dei deboli e degli emarginati della società, e passando poi invece all'esperienza di Pape, che sarà il nostro capolista al Senato. Non voglio andare oltre, logicamente lasceremo poi spazio alle domande e adesso passo il microfono a Luigi. Grazie Giacomo. Quello che ha, innanzitutto ringrazio i partecipanti, ringrazio Pape per essere qui con noi. Io tempo fa ho partecipato a un bellissimo dibattito a Treviso, a Palazzo Bombem, alla Fondazione Benetton, dove c'era un professore di Padova che seguiva le teorie economiche del premio Nobel indiano Singh, dove il concetto di ricchezza in una società non dipende esclusivamente dal reddito o da quanti soldi si hanno, ma da quanti diritti in questo paese esistono. Infatti mi colpiva molto dei grafici che venivano fatti vedere alla gente, dove si vedevano paesi ricchissimi come l'Arabia Saudita, dove c'è un prodotto interno lordo enorme, ma che di fatto ha diritti come welfare, diritti all'istruzione, diritti alla salute e diritti delle persone sono agli ultimi posti. Quindi di fatto quello che noi stiamo portando avanti da anni nella nostra politica come Sinistra Ecologia e Libertà è considerare che i diritti sono un bene per la società, non sono assolutamente un costo. E noi da sempre abbiamo avuto una grande sensibilità, come diceva Giacomo, per i più deboli.
Io non vorrei qui mettermi a parlare della legge Bossi-Fini, però io vorrei fare un piccolo accenno a questa legge che chi andrà in Parlamento per noi, Pape o Giulio Marcon o altri personaggi, mi auguro, effettuerà un cambiamento. Già la legge Bossi-Fini, già possiamo immaginare chi l'ha redatta, che tipo di legge è. Di fatto questa legge, in poche parole, permette la presenza dei cittadini nel nostro territorio soltanto se è giustificata la loro presenza qui per lavorare. C'è stato un momento in cui, se ben vi ricordate, ci fu quella terribile guerra in Libia, dove migliaia di profughi arrivarono sulle nostre coste. Noi che abbiamo fatto? Abbiamo applicato la legge Bossi-Fini, li abbiamo inseriti i centri di accoglienza, tra cui Lampedusa, tra cui anche uno in Puglia, e subito, stranamente, Amnesty International ci ha subito sanzionato per violazione dei diritti umani, perché il livello di come venivano trattati queste persone era un livello a dir poco disumano. Io vorrei ricordarvi che l'Italia ha decine e decine di sanzioni in atto, anche della UE, dell'Unione Europea, sul problema dei diritti umani alle persone. Altro problema che abbiamo visto qua, che succedeva, che questi rifugiati, quando arrivavano qui, ne avevamo avuti 4.000 all'incirca, qui nella provincia di Treviso e nel Veneto, e subito logicamente la Lega ha strillato fuori lo straniero. C'è stato addirittura un attentato in un albergo per una persona perché aveva semplicemente ospitato queste persone. Io sono andato a trovarli insieme al sindaco di Silea e mi ha colpito innanzitutto, giocavano una partita di calcio e loro si chiamavano Padania e mi hanno fatto un'immensa tenerezza, no, vedere queste persone felici semplicemente perché uscivano per questo momento di libertà giocando a calcio, cioè se veramente si accontentano di poco, e la loro squadra è la Padania. E mi ha colpito perché poi hanno vinto, perché erano anche bravi, perché logicamente la fisicità era enorme. E abbiamo subito cercato di far capire alla gente, alla popolazione, che loro non sono assolutamente un pericolo, perché purtroppo, come anche ha detto Giacomo, per anni qui si è sancita la politica dove il cosiddetto, tra virgolette, foresto è un pericolo, ed è un errore molto forte purtroppo, che ha creato questo senso di vedere chi ha, ma non dico anche di pelle diversa, addirittura la provenienza territoriale, ha creato non una grande convivialità, come noi diciamo, tra le differenze. Noi amiamo, come dire, vivere all'interno di una società multirazziale, multiculturale, perché noi riteniamo che più inputai da varie culture è maggiore, logicamente, è maggiore è l'apporto che si possa avere. Noi in provincia per primi abbiamo fatto un ordine del giorno 2 anni fa, dove abbiamo preso spunto da la provincia di Pescara. Siamo stati molto derisi di questo. Noi avevamo detto che a qualunque bambino nato da cittadino straniero gli venisse donato un attestato di certificato di nascita onorario. E Murara ha detto: ah vabbè, gli regaliamo anche un pupazzetto della provincia. A me questa cosa mi ha dato profondamente fastidio, perché manchi di rispetto a chi rappresenta. Io non so se voi conoscete, ma la nostra provincia ha la bellezza del quasi 12% di stranieri. Questo 12% di stranieri nell'ultimo periodo hanno determinato anche un aumento della natalità e quindi dell'indice demografico. Hanno ringiovanito la nostra provincia, sono un fulcro fondamentale per l'economia della provincia nostra e di tutto il Veneto. Poi un'altra cosa, non tutti sanno, sempre per questi preconcetti stupidi che si hanno verso gli stranieri. Se voi andate a leggere come si comportano anche gli stranieri da un punto di vista di rispetto della legge fiscale, gli stranieri sono i maggiori, pagano le tasse e sono i minori evasori rispetto agli italiani. Andatevi a leggere queste cose e vi rendete conto di quanto è, come dire, tutto ciò che viene di fatto detto e portato avanti rappresenta di fatto una mistificazione. L'altra volta sono andato in visita anche al carcere di Treviso, una
una cosa veramente raccapricciante. Il carcere di Treviso si trova a San Pelaio ed ha il doppio delle persone logicamente possibili all'interno. La maggior parte di questi sono stranieri della Bossi-Fini che vengono buttati in questi carceri in celle 2x3, dove lo stesso direttore del carcere ci chiede a noi amministratori: non abbiamo nemmeno i soldi per la carta igienica. Cioè stiamo a dei livelli che è difficile che una Lega che ha governato in questi anni, che ha fatto, come dire, della fotografia esterna il benessere. Non è vero, qui ci sono delle sacche molto pericolose, molti che stanno veramente in difficoltà, molte persone vivono una situazione di disagio enorme. Io volevo semplicemente concludere dicendo che anni fa, anche grazie all'intervento degli ex consiglieri Stefano Dall'Acara e Luca De Marco, noi avevamo portato al Consiglio provinciale nello Statuto un articolo 18, perché questo articolo 18 ormai è diventato, dove è presente la rappresentanza degli stranieri amministrativi all'interno della provincia. Logicamente un esempio ottimo è la provincia di Treviso, la provincia di Firenze e il comune di Firenze. E noi adesso che stiamo cercando di fare in maniera, devo dire, molto difficile, potete immaginare un territorio a maggioranza Lega PDL cosa significa permettere la rappresentanza di cittadini, di stranieri regolari all'interno della vita amministrativa. Noi sono un anno che battiamo su questo tema, perché secondo me è fondamentale che chi rappresenta il 12% della nostra popolazione abbia il sacrosanto diritto, ecco ritornavo al discorso di prima, di avere la possibilità di partecipare alla vita amministrativa. Il territorio è di tutti noi ed è questo il senso che vogliamo dare anche a Sinistra Ecologia e Libertà. Quando parliamo di diritti, quando parliamo di diritti alla persona, è perché per noi i diritti sono qualcosa al di sopra di ogni cosa. Cioè noi miriamo a uno Stato che sia più equo, dove ci sia più giustizia e soprattutto solidarietà. È questo che portiamo avanti quotidianamente le nostre battaglie politiche e mi auguro che anche Pape lo porterà avanti nel futuro. Grazie. Innanzitutto vi vorrei salutare, buonasera, saluto voi, ringrazio di essere qui, siamo d'inverno, è freddo dopo cena, venire a ascoltarci vuol dire questo anche partecipazione, quindi vi ringrazio per la vostra presenza. E anche visto che prima di entrare nel vivo del dibattito, io sono un candidato che viene da fuori nel senso che io abito in Toscana, quindi un minimo di presentazione su chi sono prima di iniziare. Io sono venuto un po' a presentarmi a voi e io presentarmi personalmente non piace a me, perché quando hai da condividere una strada lunga con le persone è inutile dirgli sono così, se no accorgeranno da sé. Quindi io non mi attardo mai su una presentazione personale. Io vengo comunque da una lunga storia di militanza, anche se non faccio politica attiva, io sono un tecnico della politica e quando il nostro segretario Nichi mi ha chiamato al telefono chiedendomi di venire a dare una mano perché lui sa che tipo di lavoro che faccio, ho accettato di mettermi in gioco perché sono stanco di stare fuori a guardare. Quando si parla di immigrazione molti si parlano, ma io l'ho vissuto sulla mia pelle. Io sono un ragazzo che in qualche modo ho avuto fortuna nella vita. Io nel mio caso, io ogni mattina che mi alzo, bacio la terra e ringrazio il Signore. Quindi non posso raccontare la mia storia come la storia di una persona che viene da lontano, perché sono percorsi diversi. Io sono nato e cresciuto in una famiglia in Africa dove trovavo mio padre faceva il sindacalista. Io quel che faccio me l'ha insegnato mio papà, non mi ha aspettato qui. Io rimasi traumatizzato, ricordo una sera eravamo a cena verso le 8. Io ero un ragazzo, quindi io non avevo mai visto poliziotti in casa.
eravamo a cena, sono arrivati i poliziotti, hanno puntato il pistole d'acqua, l'hanno messo rimanente davanti a noi, con la mano in giro e l'hanno portato via. Perché lui faceva il sindacalista nell'Africa coloniale, dove andare a difendere i diritti dei lavoratori, pochi avevano il coraggio. E lui mi ha insegnato cosa vuol dire diplomazia. Perché per saper fare politica è anche avere la capacità di andare a dialogare con chi la pensa in modo diverso. Tra di noi, su molti temi ci capiamo, ma andare in un posto dove hanno un'altra impostazione, che è una capacità, un'abilità politica di poter dialogare allora questo io ho avuto la fortuna di impararlo in casa. E mio padre mi diceva: se vuoi capire come gira il mondo, non stare qui a cantare a mamma, vattene in giro. Io ero fortunato perché avevo un babbo che mi poteva permettere di andare a viaggiare in giro per il mondo. Anche un altro mito, pensano che chiunque va in giro per il mondo sia un povero, non è così. E quindi io a 12-14 anni venivo già a Parigi. E io ero molto bravo al liceo. E quindi avevo sempre un premio vacanza a Parigi. Andavo a Parigi sempre. Io non studiavo mai l'anno, però sapevo comunque aspettavo un premio. L'ultimo mese studiavo un dannato e andavo per andare a Parigi. Parigi era il mio cuore. E perché ci avevo detto questo Parigi alla fine sono arrivato. Ho trovato Parigi, sì, è una bella città, ma come tutte le città, con le sue bellezze, le sue cose. Poi dopo, quando sono andato nelle periferie, ho visto dove parcheggiavano. Io sono arrivato in Francia alla fine, un po' a metà degli anni 70. In un contesto di benessere economico mondiale. La Francia sul suo territorio aveva 7 milioni di lavoratori alla Renault provenienti da altri stati, ma non se ne era accorto della loro presenza. Se ne sono accorti proprio alla metà dei mezzi. I primi scontri nel banlieue, io ero ancora al liceo, e quindi chi fomenta tensione sociale non sa quando nasce la violenza laddove può andare a finire. E credo che molti parlano di un tema come immigrazione senza capirlo. E io quando sono venuto qui a fare l'università, io ero un ragazzo come tutti i ragazzi, però l'impegno mio sui temi dei diritti è cominciato all'università, perché noi studenti che provenivamo dall'estero, io e mio fratello quando sono arrivato qui, anche l'altra fortuna da separare fra studenti stranieri e migranti. Io ho preso un aeroplano da casa, sono sceso a Roma, ho preso un treno, sono sceso a Santa Maria Novella, un taxi, sono arrivato a casa. Mentre noi oggi siamo abituati a vedere una televisione, un'immagine che a me fa sentire male. Finché vedi un ragazzo che tenta la fortuna, sale una barca per attraversare l'Atlantico un conto, ma quando vedi una mamma con un bimbo in braccio che mette i piedi sulla barca per affrontare l'oceano, la cosa più cara che ha la mamma e suo figliolo, rischiare la vita, domandiamoci, poniamo dal punto di vista umano. Quando vedi queste immagini vuol dire che nel mondo c'è qualcosa che non va. Perché una mamma non sale su una barchetta con un bimbo in braccio, non è possibile. E io sono venuto, ho mangiato subito, c'avevo una casa riscaldata e tutto, quindi io non faccio testo. Ma chi ha lavorato 2 anni, ha messo risparmi, ha attraversato il deserto, rischiato la sua vita, preso e messo in prigione, è arrivato qui, scende una strazione, ma quando non parli una parola di italiano. Io quando sono sceso qui parlavo italiano benissimo. Io appena sono arrivato, il primo giornale ho letto subito, c'avevo 4 errori di ortografia italiana, ero appena arrivato. Quindi sapevo parlare, ero fortunato. Chi invece non ha niente di tutto ciò, che sono la stragrande maggioranza, prima di tutto arrivi con un viaggio, sei molto stanco, devi cercare un posto dove dormire, guardi le persone, appena ti avvicini scappano. Guarda, prima di giudicare quelle persone bisogna guardare che cosa c'è dietro. E poi un'altra domanda che ci dobbiamo fare: ma cosa spinge queste persone ad andare via? Ma l'Europa è quanto responsabile dell'immigrazione. Hanno sfruttato fino ai nostri paesi poveri. Oggi le multinazionali sono lì, stanno prendendo le terre dei contadini. Ma quella gente andrà a cercare da mangiare da qualche parte. E anche una buona parte dell'Europa, a sua fortuna, è stato
costruito sul sangue dell'Africa. Oggi si parla di diritti, ma guarda, vengo da un continente, quando dico poi vengo, io sono un africano strano perché l'Africa l'ho visto da 14 anni, io sono un ibrido, sono cresciuto un po' ovunque, nella scuola della strada. E nella strada si imparano tante cose, l'università, la scuola, la formazione sono tutte cose importanti, ma la strada, a tu per tu, parlare con le persone. Io quello che ho imparato dalle persone, metà non l'ho imparato all'università. Io credo che l'università mi forma per il mio mestiere, per quello che faccio, però ci sono delle dinamiche personali in cui ognuno di noi dovrebbe cercare di spendersi. E guarda, del diritto umano si parla di convenzione, ma il diritto umano è nato nell'impero del Mali. Era composto da 44 articoli e si parla del III secolo d.C. vi parlo con l'impero. Era l'impero più organizzato che si conosca, in cui anche i libri di storia inventano per la storia coloniale, definendo l'Africa come un continente senza storia, senza cultura. E persino l'impero del Ghana è l'unico regno in cui avevano un Parlamento, e dentro questo Parlamento, dove c'era chiaramente la popolazione era messa a classe, avevano dei rappresentanti. Anche se quel codice è quello che non venne rispettato, ma il codice del diritto umano, l'origine è nato lì. Venendo a noi per quello che riguarda il nostro contesto, io anche se di formazione, vengo di formazione scientifica, è quello che è il mio mestiere, però io ho sempre lavorato nel sociale, mi sono sempre occupato di diritti e di ricreazione, perché forse, essendo cresciuto in una casa in cui ho visto fare questo, ho cominciato a occuparmi dei diritti di studenti stranieri dentro l'università. Dentro il collettivo di scienze politiche a Firenze, io sono arrivato in un contesto ben diverso, a Firenze sono arrivato nel 79, e lì abbiamo cominciato a fare politica, a difendere i diritti degli stranieri, perché non ci sentivamo discriminati, perché gli studenti stranieri per mantenere la stanza, la casa degli studenti, devono essere a passo con gli esami, mentre vedevi uno studente italiano era fuori corso addirittura, però c'era la sua stanza e dicevo, oh, c'è qualcosa che non va qui. E allora abbiamo cominciato la nostra militanza su questo. Poi io comunque, nonostante il lavoro, gli studi, quello che tornai adesso in Francia a specializzarmi in giro, per quello che tornai, però quando ero in giro in Europa per studiare sono sempre rimasto dentro il collettivo di studenti europei, perché all'epoca c'era una rete, anche se la comunicazione era molto difficile, perché c'era diritto allo studio, la formazione, il sapere non possono essere un lusso, ma sono un diritto per tutti. In quel periodo lì, la rete degli studenti europei in cui lavoravo, ci occupavamo molto di diritto per tutti, al di là di chi viene da fuori. E sul tema dei diritti io ho continuato a lavorare fino ad oggi, anche se io torno in una regione in modo abbastanza triste, perché il Veneto io ho lasciato una regione qui alla fine degli anni 90. Io ero un socio di una ditta in cui mi occupavo di appalti e buona parte del nostro lavoro lo subappaltavamo una ditta qui a Treviso. Ogni lunedì mattina alle 7 avevo già parcheggiato la mia macchina qui. In quel periodo lì c'era la Veneto ricca. Io ricordo, venerdì sabato, se non prenotavi il ristorante qui in Veneto non trovavi da mangiare, c'erano tutti i ristoranti pieni, le famiglie, i bambini che correvano, c'era un Veneto allegro. Poi dopo tantissimi anni sono tornato qui ora, ma ho trovato un Veneto in ginocchio. Quelle piccole medie industrie che avevo trovato, che erano ricchi, e sono diventati nuovi poveri oggi. Allora questo ci dovrebbe far riflettere sulla politica del lavoro, perché il Veneto ha un po' delle similitudini con la Toscana, dove è molto presente la piccola e media industria di famiglia dove si lavora, entrano i soldi e noi si pensava che questi soldi duravano per sempre, senza avere un progetto politico, un progetto industriale. E poi dopo l'entrata della Lega, per quello che riguarda i lavoratori stranieri, io penso che noi abbiamo concluso una bella campagna, l'Italia sono anch'io, in cui molti dei giovani si sono impegnati. Io vi dico soltanto una cosa, io
I miei figli sono cittadini italiani, ho un nipote che è figlio di mia sorella, non l'ho portato qui perché studia. Quindi io ho un italiano in casa e poi capisco subito un extracomunitario in casa, io ho tutti e due tipi. Allora io riflettevo, non prendo esempio, lo prendo in casa mia. Mio figlio è nato a Firenze. A casa mia, io non capisco, dico a casa mia, nessuno parla in toscano, si parla italiano, perché loro parlano in toscano stretto. Perché è normale, sono nati lì e sono cresciuti lì. Questo bambino ogni volta che va in Africa è